5.000 mi piace se volete ogni settimana l'aggiornamento dei risultati del Fantacalcio del Napoli Creators, e ovviamente scriveteci qui sotto nei commenti tutte le vostre formazioni perché le leggiamo. Sì, raga. E voglio, ciao, benvenuti sul canale Superalla, ne siamo qui oggi con un nuovo video. E oggi ragazzi, come avete visto dal titolo e dalla miniatura, vi diremo le nostre formazioni al Fantacalcio 2025-2026. Fantacalcio ovviamente Napoli Creators. Sì, raga. Raga. Siamo tre squadre diverse ovviamente. Le prime tre le avete già sentite dal video di Sciale che è uscito ieri. Oggi conoscete la squadra di Antò. Come si chiama? Si chiama Tottenham. Ci sta. Quella di Andrea. Ermocio e Ale, che ha fatto il Ermocio Ale. Fantacalcio con Alessandro degli In Corner. Bene, e la mia si chiama Parisa al lattosio. Ah, ok. Abbiamo anche le maglie bianche senza lattosio. Ricordiamo a tutti. Che sono intollerante al lattosio. Al lattosè. Ok ragazzi, ovviamente vi ricordo, lasciate 5.000 mi piace se volete aggiornamenti costanti, magari facciamo qualche reel, qualche TikTok su tutti i risultati del Fantacalcio di ogni settimana. Niente, io non mi perderei in chiacchiere e leggerei prima la formazione di Antò. Diciamo Quanti crediti abbiamo? 1000 crediti per fare quest'asta, 8 squadre partecipanti. Esatto, vai con la porta. Allora, io ho preso Carnesecchi a 49, poi Israel del Torino a 14 e Caprile del Cagliari a 11. Comunque tre Quindi portieri ottimi, Diciamo che Carnesecchi, sì, anche se Juric, io ho puntato sul fatto che Juric secondo me non farà fare tanti gol, ma almeno spero che non li prenderà. Poi Israel e Caprile, ho preso due titolari di Torino e Cagliari. Anche se comunque Caprile contro il Napoli ha giocato Quello è una un grande bel partita. portiere, Sì. Qui Israel non lo so, non sono tanto convinto, però l'ho preso a 14. Facciamo una sorta di scommessa. Eh sì, 5 con la Milano, ha iniziato bene, dai. Bella scommessa. Io con la mia porta. Signore e signori, sono andato quasi su una sicurezza secondo il suo allenatore. Mike Magnan preso a 116, Terracciano il secondo e Turati il terzo, che sarebbe comunque titolare del Sassuolo. Magnan che quest'anno secondo me con Allegri potrà prendere pochi gol. Allora, tu Milan, io Inter, Sommer 136 crediti, Audero a 13, Martinez ovviamente il secondo dell'Inter a 1. Quindi diciamo che ho speso per i portieri 150, abbiamo puntato comunque su una porta abbastanza importante. Da Dovrebbe essere. statistiche, perché noi facciamo il fantacalcio anche calcolando varie cose. Sì. Tu hai speso il 15% del tuo budget. Esatto. Io il 7% e Andrea 12. Sì, il 12. Ok, quindi sono quello che ha speso di più. Sì. Ovviamente dateci anche il vostro parere per reparto. Fateci sapere qui sotto già la porta migliore secondo voi, anche per i crediti spesi. Qualità prezzo possiamo dire. Sì, Antò. Ok, andiamo avanti con i difensori. Vai a Tottenham. Allora, io ho preso Wesley della Roma a 60, mio top acquisto. Bellanova, Atalanta 47, Aaron Martin del Genoa a 16, Kalulu della Juve a 9, Gutierrez del Napoli, io ci ho puntato Ho molto. messo, ma sarà il titolare. 21, Voivoda del Como a 5 e poi ho preso Carlos Augusto e Gabbia a 1. Quindi Inter e Milan a 1, devi panchinare un titolare, però entrambi a 1, Joao. Ci può stare. I colpi alla fine, quando tutti quanti si devono risparmiare i soldi. Allora io parto dal, diciamo, quello che ho speso meno crediti, poi dal più crediti. Gallo a 3 crediti, grande esterno del Lecce, Vitic del Bologna a 5, Comuzzo, Marusic della Lazio, Joao Mario della Juventus, Akanji, Giovanni Di Lorenzo il capitano, ma il colpo più importante, il capitano di questa squadra, preso a soli 3 crediti, Florian Mussolini. Posso mettere il nome, no? Andiamo con i miei difensori. Allora, io sono partito proprio col botto, diciamo. Ho preso il difensore centrale del Napoli, Buongiorno, che è appena rientrato. Quindi Mancini a 17. Buongiorno, 41 le pagate. Esatto, 41. Allora, per un difensore centrale, lo so. Per un difensore centrale, diciamo che di bonus in teoria non ne dovrebbe portare. Allora, anche se l'ha portato contro il Cagliari, il primo bonus. Su 1000 crediti non è tanto, il problema è il suo rendimento fisico. Diciamo. Sì, l'unico che pecca è quello. Però mi piace però passare, ok. Buongiorno, esatto. Romagnoli 14, Angori o Angori, non so come si legge, O dovrebbe Angori. essere 7, Terracciano F, non so chi sia, me l'ha consigliato mio cugino Andrea. Terracciano Vasquez 4, Muaremovic del Sassuolo a 1 e Miranda a 1. ma sono tutti titolari. Sì, sono tutti titolari. A 1, a 4. Per me il tuo colpo è Miranda a 1 del Bologna. Esatto, ci sta Esterno, infatti. non è esterno. Sì. E ho speso 86. Meno della porta praticamente. Adesso occhio perché raga, c'è il centrocampo. Cominciamo sempre da Tottenham con ordine. Ok, poi dal basso verso l'alto come Fius. Ho preso Frattesi a 1, Rombeck del Genoa a 1, Ederson a 3, Bailly anche se infortunato però. Occhio a Bailly raga.
Ho seguito i consider Mocio e quindi Sì, l'ho Andrea. preso a 3, anzi a 1, scusate. Valentin Carboni sempre del Genoa a 4, poi Cialanoglu a 47. Un po' attino questo, però comunque Però li porta, li porta se non è bonus. Rigorista. A parte, ma bello per pure da fuori aria. Poi ho voluto scommettere su Zegrova della Juve a 65. Una bella Vediamo un po' scommessa. perché si gioca al posto comunque con Cico quello là di Fuori nevica, sì. E poi Orsolini a 131. Questo solo per il Quando gol sono- all'Inter. Sono spugnato, sì. per Grazie Ronaldo. Orsolini. Allora io vado con Cristante della Roma presa 1, Maldini dell'Atalanta, Isaacsen della Lazio presa a 9, in questo momento è infortunato ma Isaacsen Un a pallino 9. di Antonio. Raga, occhio, tutti quelli che ci chiamati che Antonio mi ripuntava sempre. È buono. Mi alzava. Poi Pierotti del Lecce, Sucic dell'Inter a 35, Vasquez della Cremonese a 14, il Muto, mentre i colpi più forti sono stati Coinses a 50 e Pulisic a quasi 150-148. Allora, seguo lo stesso filone, parto anche dal più basso, tra virgolette. Freuler, Frendrup e Gaetano. L'ho presi ovviamente tutti e 3 a 1. Poi ho preso El Shaarawy, l'ho preso a 3. Perché El Shaarawy sì, è centrocampista, cioè qua non lista centrocampista, però in Attaccante. teoria sì, è un Esterno attaccante. È Allora, una all'inizio piccola la scommessa. giocherà tanto sicuro perché sta Bailey anche infortunato. Però magari se si gioca bene nelle sue carte, El Shaarawy potrebbe rispondere bene. Poi Van de Put a 9. La hit, cugini, dov'è? E Bernabé a 12, e qua ci punto tanto su Bernabé, questo 12 mi è piaciuto. Poi ho preso Thuram 64 e il più pagato del mio centrocampo, Kevin De Bruyne. Ma siamo piglio. A chi? Thuram? No, non Thuram. A 125. 125 su 1000. Ci sono stati alcuni commenti positivi e negativi su questa cosa. Allora si gioca in una posizione comunque, però voglio, è sempre De Bruyne. 125, io non mi aspettavo in un fantacalcio di tutti i Se napoletani. lo fate a 500 crediti, calcolate sempre la metà, è come se aveste pagato 62,3. Tu paghi anche il nome, ovviamente. Ah, Come sì. quando vai a comprare la maglia Gucci. La maglia Gucci fondamentalmente è come se fosse la maglia di Napoli Credo. Però vai a pagare il nome. Kevin De Bruyne. Esatto. 172 invece è andato via Scott McTominay. Magari dopo vi leggiamo anche la formazione degli altri due partecipanti al fantacalcio, però io volevo fare già questa anticipazione per far capire che comunque 172 McTominay, 125 De Bruyne. Molto bene. In un fantacalcio tutti napoletani, occhio. Quella fa la differenza. Oh, raga, perché l'attacco è di Antonio. Stanno innappiando. Sì, A me rimanevano comunque 490 crediti. A me 548 per l'attacco. Attento. 513 se non sbaglio. Io ho voluto prendere Cutrone a un credito, Lang a 3, che ho scommesso su un attuale panchinaro che però con le coppe magari giocherà un po' di più, Laurienté a 8 e poi quello che dovrebbe essere il mio tridente, Davis dell'Udinese a 76, Vlahovic a 190 e Qua. Rasmus Højlund a 217 crediti. Allora, l'attacco è bello. Pure esotico questo Davis dell'Udinese. Tra l'altro, quando l'hai pagato? 76. Solo poco gol all'interno. Il dubbio è Vlahovic. Però. Vlahovic, sì, magari questi due gol che ha fatto un po' ha buttato fumo negli occhi, però non hanno pigliato più Colomani, hanno pigliato Opendal là, quindi alla fine secondo me giocherà. Vlahovic dovrebbe essere il vice David, ma comunque gioca Vlahovic, per forza. Allora, quello pagato meno, Zolanno per crediti, attaccante fisso del Pisa, Colombo stesso discorso del Genoa, preso a 24, due del Como che non sapevamo effettivamente chi fosse titolare, abbiamo preso sia Morata che Dubicas, non si sa alla fine chi giocherà. Poi i due attaccanti top, Ferguson, fenomeno della Roma, e David della Juventus. Ecco, vedi? Mi Siamo palla presi, bocco. ecco, abbiamo presi i rivali. Esatto. Ci guferemo a Vicenza. Parto anche dal più basso, che praticamente è quello che ha ancora il nostro cuore. Giovanni Simeone, signori. L'ho pagato a 1, una scommessa del Torino. La dovrebbe giocare con Zapata, però io credo in Simeone. Ci sta. Bardi a 36. Questo è molto Ho esotico. uscito un video di un gol in allenamento pauroso. Piccoli 41, Sebastiano Esposito a 42, poi ho preso Pinamonti 113, ho fatto l'asta con Ale, con voi proprio perché lo volevate, e poi il più forte, diciamo, in teoria, spero, non per il Napoli, spero per il Fantacalcio, Thuram a 301 crediti, infatti è stato il primo. Sì, Turam e Turam, infatti. non Borunga, nessuno di tutti e due. sta. Vabbè, ci sta perché ho preso prima il fratello e poi l'altro fratello. Fateci sapere nei commenti quale squadra secondo voi è quella più completa, quella più forte, anche quella che per i crediti che abbiamo speso è migliore. Però io concluderei il discorso, visto che ieri avete sentito le squadre di Chef, Sciale e Christian, oggi le nostre con quella di Lanza e di Ale. Lanza, allora vi dico che è partito benissimo. Korupski, Suzuki e Falcone. Una porta da almeno meno 60 gol. Però ci sta, comunque ha speso poco, cioè il 3% del budget. Poi ha preso Gila, Mina, Angeligno, Ranieri, Ndicà, Pavlovic, Parisi e Ien, tutti i suoi clienti del salone. Poi ha preso Serdar, non so perché. Dico, quando aveva preso Serdar, faceva un coppo foglio. Tu
Oh, ma faccia fa questo serve? Volevo. Loftus-Cheek, Rovella, Samarzic ovviamente, suo Che era fratello. di capelli. Locatelli, Mandragora suo figlio, Atta dell'Udinese perché ha segnato all'Interra, se no Lo non sapevo sapeva anche. chi è. E poi si è spugnato per Scott McTominay 172 crediti. Esatto. Allora, bene con Ken e Sule assolutamente. Poi ha preso Zeko per Ken, De Luca, Nkunku e Dybala. Non male, ma praticamente è rimasto con 140 crediti in mano. Esatto, lo stato avuto. Allora, Ale Oliva, Ale, Okoye, Butez, Sava, meno 80. Gol. Difesa buona, Dumfries, Tavares, Zortea, Valle, Pezzella, Zappa, Zanoli, Biraghi, quasi tutti esterni. Centrocampisti, Fabian, Tete Morente, Rowe, Vlasic. Poi Makers, Gendusi, Barella, Goodbunson per il centrocampo. Mentre per l'attacco ha fatto una scommessa in particolare che vi andrò a dire. Belotti, De Ketelaere, Castro, Jimenez, Leao, due attaccanti su 6 del Milan. Ma ha fatto un'ottima scommessa a Lukman a 43. E questo da vedere. Comunque sono geloso del suo colpo, vi dico la verità. Sì, Lookman. Ma qua 43 tra l'altro. Sono geloso perché, vabbè, sapete la situazione. Sì. Vediamo chi andrà a vincere. Esatto ragazzi, anche Bene. perché c'è un bel premio in palio. Sì. Soldi? Occhio. Vediamo. Quindi signori, fateci sapere qui sotto la vostra formazione perché le leggiamo, vi diamo anche qualche consiglio, facci sapere quale preferite tra tutte le 8 formazioni del Fantacalcio e Napoli Creators. Lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, continuate a seguirci per altri video e noi ci vediamo in un prossimo video. E allora, voglio. Ciao. Ciao.